Tragedia nel pomeriggio in un'azienda meccanica di Lauzacco. Uno studente del Bearzi di 18 anni muore schiacciato da una trave d'acciaio nell'ultimo giorno del suo tirocinio. Il cordoglio delle istituzioni, non si può morire così a 18 anni. La Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Serracchiani, chiede di rivedere le leggi su tirocini e stage. Si comincia a fare prevenzione già a scuola. Firmato il nuovo DPCM con l'elenco dei negozi dove si può entrare senza Green Pass. Da lunedì la nostra regione sarà in arancione, ma per i vaccinati non cambia nulla, sottolinea Federica che chiede un nuovo approccio al Covid. Il sindaco di Monfalcone Cisinda ha ritirato le deleghe all'assessore No Green Pass a Squini. Ieri si è presentato in consiglio comunale con una mascherina con scritto no obbligo vaccinale. Domani pomeriggio Udinese in campo a Marassi contro il Genoa. Cioffi, dalla gara con l'Atalanta non è cambiato nulla, ma abbiamo deciso di compattarci e non dare spazio a alibi. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Terribile incidente sul lavoro a Lauzacco di Pavia di Udine questo pomeriggio. Lorenzo Parelli, 18enne di Castions, all'ultimo giorno di tirocinio è stato travolto da una trave d'acciaio che lo ha ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi. Lorenzo era compaesano di Federico, il 16enne, morto solo pochi giorni fa in un incidente di motocross. Era il suo ultimo giorno di tirocinio Lorenzo Parelli, 18enne di Castions di Strada, studente del Bearzi di Udine. Questo pomeriggio avrebbe salutato i colleghi insegnanti della Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine. Ma all'improvviso, mentre operava su un macchinario su cui diverse volte in questi giorni aveva lavorato, una putrella d'acciaio pesante diverse tonnellate si è sganciata e lo ha travolto. I dipendenti che lo avevano seguito in queste settimane di alternanza scuola-lavoro lo hanno subito soccorso, aiutati dal personale del 118 intervenuto in azienda con ambulanze dell'isoccorso, ma purtroppo per Lorenzo non c'è stato nulla da fare. Troppo pesante la putrella, troppo gravi le ferite riportate. Il 18enne è morto sul colpo. Insieme al personale sanitario alla Burimec sono arrivati anche gli uomini dei Vigili del Fuoco e i carabinieri di Palmanova che hanno avuto il gravoso compito di informare la famiglia, arrivata anch'essa a Pavia di Udine da Castions. E proprio a Castions di Strada si trova a piangere un suo altro figlio dopo la scomparsa di Federico, morto a 16 anni mentre faceva motocross. Una famiglia molto nota in paese, quella di Lorenzo, in particolare nella frazione di Morsano di Strada dove risiedeva con i genitori. È un momento molto buio per la nostra comunità, ha commentato il sindaco Ivan Petrucco, che si unisce al dolore dei genitori. È una tragedia che ferisce la nostra intera comunità. Commenta così il sindaco di Castions di Strada, Ivan Petrucco, la scomparsa del 18enne Lorenzo Parelli, morto sul lavoro a Lauzacco di Pavia di Udine. La sua è una famiglia ben nota in paese, in particolare nella frazione di Morsano di Strada, dove viveva con i genitori e la sorella. La famiglia, prosegue il primo cittadino, è molto attiva nell'associazionismo della comunità e ci stringiamo a loro nel dolore. Io sono stato informato da un collega di Lorenzo poco fa e non ci volevo credere. Domani celebreremo il funerale di un altro figlio di Castions, Federico, conclude il primo cittadino, morto a 16 anni ed ora un'altra tragedia ci travolge. L'unica cosa che possiamo fare ora è stare vicini ai genitori di Lorenzo e non fargli mancare il nostro supporto. Al dolore della terribile tragedia si unisce anche Giorgio Spelat della Wilm Will di Udine. Queste notizie sono un pugno nel cuore perché non si può perdere la vita all'interno dei luoghi di lavoro. Oggi lo sgomento è forte e fa male a tutti. Silenzio e preghiere per il ragazzo scomparso, ma, chiude Spelat, molta determinazione perché ciò non possa più accadere. Come amministrazione regionale ci stringiamo attorno ai genitori, ai parenti e agli amici di Lorenzo, morto a Lauzacco mentre stava terminando il periodo di tirocinio. Parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen. È incomprensibile come ancora oggi si possono verificare episodi di questa gravità. Ho anch'io un figlio di quell'età e posso immaginare il dolore della famiglia, invece ha detto il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, accanto alla solidarietà e alla vicinanza alla famiglia. Conclude Zanin, quanto successo deve spingerci a riflettere ma anche ad agire. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che tragedie come queste non si ripetano.
Tra gli insegnanti che Lorenzo Parelli ha avuto al Bearzi anche il consigliere comunale di Udine Giovanni Govetto, che è stato un docente di diritto ed economia tra il 2017 e il 2018, quando all'inizio delle secondarie il giovane friulano si era iscritto all'indirizzo tecnico proposto dall'Istituto Salesiano, poi abbandonato per quello professionale. Un dramma, una notizia terribile per tutta la grande famiglia del Bearzi, ha riferito Govetto. Sono sconcertato perché la nostra scuola monitora sempre la sicurezza all'interno delle aziende che propongono gli stage ai nostri studenti giunti alla fine del loro percorso formativo. Sono proprio queste imprese, ha rimarcato rammaricato il consigliere Govetto, a doverli seguire dal punto di vista della sicurezza. Troppe le morti sul lavoro, bisogna parlare di sicurezza già a scuola e cambiare la legge sui tirocini. È il commento di Deborah Seracchiani, presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Sentiamola. Gli incidenti sul lavoro stanno diventando ormai una piaga nazionale, non finiamo più di contarli, accadono a tutte le età e accadono purtroppo in situazioni nelle quali forse non siamo riusciti ancora a fare tutto quello di cui c'è bisogno, che è prevenzione, informazione, bisogna attutire i rischi, bisogna impedire che questi rischi ci siano. Ecco, io forse rispetto a quello che abbiamo fatto fin qui credo che bisogna intervenire prima che gli incidenti avvengano e non andare dopo nelle aziende a controllare cosa non ha funzionato, no? Quindi credo veramente che ci sia bisogno di cambiare completamente l'approccio anche culturale che abbiamo, a partire dalla scuola, perché i ragazzi siano informati, sappiano i rischi che corrono, ci siano però anche aziende che si informino altrettanto. Credo tra l'altro che questa sia una vicenda davvero triste e drammatica che mi colpisce anche per l'età del lavoratore, del ragazzo che è morto, insomma veramente terribile. Anche sul tema dei tirocini formativi e degli stage bisogna intervenire. Noi abbiamo fatto una proposta, quella di eliminarli, superarli e avere un unico contratto di ingresso al lavoro, che è quello di apprendistato, che non esclude tra l'altro che ci siano esperienze di scambio scuola-lavoro. Oggi si è verificato un altro infortunio sul lavoro, cade da un'impalcatura in un'azienda agricola in località Lenzuolo Bianco a San Floriano del Collio, a poca distanza dal confine con la Slovenia. Vittima un operaio trasportato in volo all'ospedale di Catinara in condizioni serie. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, è rimasto sempre vigile durante i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, della Questura di Gorizia e i vigili del fuoco del capoluogo isontino. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che contiene tra l'altro l'elenco dei negozi dove si potrà entrare senza Green Pass. Dal governo in arrivo anche nuovi fondi per ridurre il costo della bolletta. Nessuna norma confusa che possa dare adito a interpretazioni. Il nuovo DPCM del governo guidato da Mario Draghi è finalmente arrivato. Dal 1 febbraio si potrà accedere senza Green Pass ai negozi di beni alimentari, quindi supermercati o botteghe come macellerie, e nelle realtà sanitarie come farmacie e parafarmacie. Non servirà neanche per accedere alle questure e nelle caserme per presentare ad esempio una denuncia. Servirà invece per andare in banca o alla posta, anche per ritirare la pensione. Chi non ha effettuato la vaccinazione o il tampone avrà sempre la possibilità di comprare articoli igienico-sanitari oppure il carburante per l'auto o il riscaldamento, e potrà accedere anche ai negozi per animali. Il Consiglio dei Ministri ha invece dato il via libera a nuovi ristori per le realtà danneggiate dall'epidemia, come ad esempio i parchi tematici o le discoteche, il mondo dello spettacolo, del turismo e del commercio tessile, oltre ai wedding planner e a quelli che lavorano con le cerimonie. Con l'obiettivo poi di calmierare gli aumenti dei costi dell'energia, il governo Draghi ha stanziato 1,7 miliardi che si aggiungono ai 3,8 già erogati per il caro bollette, decisione accolta con favore dal governatore Massimiliano Fedriga. Il Friuli Venezia Giulia da lunedì passa in zona arancione assieme ad Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza. Per chi è vaccinato sarà come essere in zona bianca, afferma il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che preme per un nuovo approccio alla pandemia. I vaccinati contagiati vanno considerati come influenzati. Fedriga ha parlato anche del futuro presidente della Repubblica. In arancione non cambierà nulla per i vaccinati rispetto alla zona bianca, non rispetto alla zona gialla. Per quanto riguarda il sistema dei colori, è iniziata l'interlocuzione con il governo per un nuovo sistema di conteggio e secondo il governatore ci sono anche pazienti ricoverati non per Covid ma che appunto vanno a incidere sui numeri. Poi c'è il tema dei tamponi. In questo momento noi dobbiamo pensare che per il vaccinato il contagio si debba trattare come un'influenza.
deve ovviamente stare a casa, deve ovviamente non contagiare gli altri, ma non possiamo pensare di mettere in isolamento a centinaia di migliaia di cittadini italiani al giorno. Dobbiamo affrontarlo con il buon senso, sapendo che gli strumenti per affrontare una pandemia che cambia devono cambiare insieme alla pandemia, non possiamo pensare di affrontare come facevamo 2 anni fa, perché sarebbe un fallimento. Non sprechiamo forza lavoro sanitaria, che è preziosissima in questo momento, per fare dei tamponi inutili. Andiamo a tutelare i sintomatici, andiamo a dare risposte il più possibile per proteggere gli ospedali, ma non mettiamo sotto stress un sistema per raggiungere degli obiettivi impossibili. Lunedì alle 15 ci sarà la prima chiamata per l'elezione del Presidente della Repubblica. Federica non vuole fare i nomi, la trattativa spetta a Matteo Salvini, ha specificato. E soprattutto rispetto di chi anche magari mi piacerebbe, non lo dico perché vorrebbe dire semplicemente mettergli i mirini contro, esatto. Allora giriamo la frittata, il nuovo Presidente del Consiglio? Il nuovo Presidente del Consiglio, se ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio, lo scopriremo. E dal prossimo 1° febbraio il Green Pass sarà necessario anche per accedere nelle tabaccherie. Per gli esercenti un danno economico e una perdita di tempo. Siamo andati a sentirli subito dopo l'ufficialità del DPCM. Dal 1° febbraio sarà obbligatorio controllare il Green Pass dei vostri clienti. Come vivete questa cosa? Non è che la viviamo molto bene, ma se bisogna fare, lo faremo, con la calma, con la pazienza. Per dire la verità abbiamo tutti clienti abbastanza ragionevoli, perciò io spero bene, ecco. Perché l'importante, noi sappiamo chi ce l'ha, chi non ce l'ha, già da adesso, che non lo dimentichino. Il nostro lavoro è un lavoro molto veloce. Non è come nel bar che entrano, si siedono, perdono un quarto d'ora, 20 minuti, poi è una roba di 15 secondi tante volte, no? Per noi sarà abbastanza difficoltoso perché i clienti sono tanti, si creerà sicuramente qualche ingorgo perché vendere un pacchetto di sigarette è velocissimo. Controllare il Green Pass e vendere il pacchetto di sigarette richiederà più tempo. Temo più difficoltà perché ci saranno clienti che chiederanno che le sigarette li vengano portate fuori perché non sono vaccinati. Mi danno uno stipendio, mi metto fuori e controllo, allora sì, ma se no stanno portando danno. Lei ha già notato un calo? Già da ieri. Già solo dal vociferare? Uno da fuori alla porta dice ma si può entrare? E io dico sì, ancora sì. Ed ora andiamo a vedere i dati della pandemia dove aumentano ancora le persone in isolamento a causa del Covid, sono 57.762 a seguito di nuovi contagi emersi in regione nelle ultime 24 ore, da 11.094 tamponi molecolari, da 18.158 test rapidi, sono emerse infatti 4.712 nuove positività. Stabili le terapie intensive con 40 pazienti, 34 non sono vaccinati, mentre sono in calo le persone accolte in altri reparti, 426. 6 decessi, tra cui una donna di 75 anni di Tricesimo morta in casa di riposo. In aumento i contagi tra il personale delle aziende sanitarie e delle strutture per anziani, 186 in tutto. Salgono anche le infezioni contratte tra le persone accolte in casa di riposo, 79 i nuovi casi registrati. Le pillole contro il Covid non possono sostituire l'efficacia dei vaccini. Ad affermarlo Tommaso Pellis, primario della terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone. Il solo pensiero che qualcuno possa pensarla diversamente, afferma, mi fa accapponare la pelle. Le prime pastiglie antivirali sono arrivate anche in Friuli Venezia Giulia, una battaglia senza esclusione di colpi contro il Covid-19 che ormai è ovvio non si esaurirà nel giro di qualche mese. Anzi, forse saranno necessari anni, ma soprattutto impegno e sacrificio di tutti, nessuno escluso. Sebbene attorno alle pastiglie antivirali ci siano grandi aspettative, la vaccinazione, secondo Tommaso Pellis, primario della terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone, resta comunque l'unica arma per uscire al più presto dalla pandemia. Come dire, il farmaco non potrà mai sostituire l'efficacia dell'immunizzazione. Non vaccinarsi, perché adesso arrivano nuove molecole, medicine che possono attenuare gli effetti del Covid. È un altro pensiero che mi fa accapponare la pelle, perché è come rinunciare a una strategia che ti permette di evitare un tumore perché poi esiste la chemioterapia o la radioterapia. È qualcosa di completamente aberrante.
Gli infermieri incrociano le braccia e scendono in piazza il 28 gennaio per lo sciopero nazionale proclamato dal Nursin. Si fermeranno per 24 ore a partire dalle 7 per protestare contro la mancata erogazione dell'indennità di specificità in manovra nei confronti di una professione usurante ma non riconosciuta come tale e caratterizzata, scrive il Nursin, da una carenza di organico che costringe la categoria a fare i salti mortali tra turni doppi, riposi saltati e ferie non godute. La cronaca sarà l'autopsia a fare chiarezza sul perché un neonato nato in casa è deceduto poco dopo il parto. La Procura di Trieste ha intanto aperto un fascicolo. Al momento il fascicolo è verso ignoti e le risposte arriveranno dall'autopsia. La Procura della Repubblica di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo, vuole vederci chiaro sul perché un neonato è morto subito dopo il parto. La vicenda risale al 19 gennaio, quando una coppia di cittadini stranieri ha voluto far nascere il bambino a casa, seguiti da un'ostetrica nota in città. Qualcosa però non ha funzionato e alla fine è stato chiamato il 118, che ha preso il piccolo e l'ha portato all'IRCS Burlo Garofalo, dove insieme ai sanitari sono riusciti a stabilizzarlo. Purtroppo però gli organi erano troppo compromessi e alla fine il piccolo si è arreso. La PM titolare dell'inchiesta è Cristina Bacer e l'autopsia servirà a capire cosa non abbia funzionato. La pratica dei parti in casa non è ovviamente illegale, ma è sempre meno diffusa, anche se ultimamente la cosa sta prendendo piede. A quanto si apprende non si tratta di un contesto di disagio, anzi, e i cittadini stranieri non provengono da paesi in via di sviluppo. Sempre a quanto trapela da altre fonti, la gravidanza è stata regolare e i genitori erano seguiti dai sanitari almeno fino a poche settimane prima del parto. Il farmacista di Palmanova, Alberto Morandini, è stato condannato dal Tribunale di Udine a oltre un anno di libertà controllata. Era accusato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale durante un controllo stradale. 7 mesi e 6 giorni di reclusione, sostituiti da 14 mesi e 12 giorni di libertà controllata, oltre alla sospensione per 6 mesi della patente. È la pena inflitta con il rito abbreviato dal giudice del Tribunale di Udine, Nicolò Giannesini, ad Alberto Morandini, titolare dell'omonima farmacia in Piazza Grande a Palmanova. Il condannato era accusato di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all'alcol test e lesioni a pubblico ufficiale. Imputazione quest'ultima dalla quale Morandini è stato assolto. La pubblica accusa aveva chiesto 1 anno e 3 mesi di reclusione. La vicenda risale a fine settembre 2021, quando il farmacista fu fermato a San Giovanni al Natisone dai carabinieri mentre era al volante di un'automobile. Durante il controllo era nata una discussione. Morandini era stato arrestato e subito scarcerato con l'accusa di aver minacciato e spintonato gli uomini dell'Arma, oltre a rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test cercando di sabotare la prova alcolemica. Nel dibattimento, spiega il difensore dell'uomo, l'avvocato Paolo Azzulian, non sono stati valutati tutti gli elementi obiettivamente emersi. Inoltre, avevamo fatto opposizione al provvedimento di sospensione della patente emesso dal prefetto di Udine e l'opposizione, conclude il legale, è stata accolta. Scontato il ricorso in appello. Aveva tentato di barare l'esame di teoria per la patente, è stato condannato a 1 mese di reclusione con la sospensione condizionale. La pena inflitta dal giudice Nicolò Giannesini del Tribunale di Udine a un cittadino indiano di 36 anni residente a Cordenons. Nel settembre 2018 si era presentato alla motorizzazione di Udine per sostenere l'esame ed è stato scoperto a indossare uno smartphone fissato al torace con l'obiettivo della telecamera rivolto verso l'esterno e un auricolare Bluetooth. Dall'esame dei tabulati telefonici è risultato che l'uomo non aveva contattato nessuno durante la prova. Un 36enne è stato arrestato dalla polizia perché accusato di tentata rapina in casa ai danni di una coppia di Udine. L'uomo era stato fermato a bordo di un'automobile rubata dopo il colpo fallito. Tenta di rapinare in casa una coppia udinese e fugge su un'automobile rubata. È stato arrestato dalla polizia della questura del capoluogo friulano. Protagonista della vicenda è un 36enne originario di Gorizia e residente a Udine, il cui arresto è stato convalidato dal GIP Matteo Carlisi, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. È accusato di tentata rapina, furto in abitazione, ricettazione e porto abusivo di armi. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, nella tarda serata del 19 gennaio l'uomo è entrato nel garage di un'abitazione di via Lauzacco in Baldasseria e rubato un cacciavite.
Poi ha bussato alla porta principale apertagli dal padrone di casa, che lo ha fatto entrare credendolo amico della figlia. L'uomo ha tappato la bocca alla vittima e l'ha minacciata con un coltello. A quel punto la moglie del malcapitato, seduta sul divano, si è accorta di quanto stava accadendo e si è messa a urlare. Così l'intruso è scappato a bordo di un'automobile. La vettura, segnalata da un residente di Via Lauzacco perché sospetta, è stata fermata poco lontano da una pattuglia della polizia. Il conducente è sceso e ha cercato di nascondere il cacciavite sotto l'automobile, poi è risultata rubata. Durante il controllo, la questura ha diramato la descrizione dell'uomo, che è stato subito fermato dagli agenti. Il 36enne, pregiudicato, in agosto era uscito dal carcere dove aveva scontato 2 anni di reclusione per fatti analoghi. Ed ora andiamo a Monfalcone, dove sono state ritirate le deleghe all'assessore No Green Pass del comune Massimo Asquini. Già assessore alla sicurezza, ieri aveva disertato la festa della polizia locale per mancanza di Super Green Pass e poi si era presentato in consiglio comunale con una mascherina con scritto no obbligo vaccinale. La decisione, presa dal sindaco Cisint, è stata avallata dal segretario della Lega regionale Marco Dreosto. E rottura tra il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, e l'ormai ex assessore Massimo Asquini. Il primo cittadino gli ha tolto oggi le deleghe a viabilità, vivibilità, degrado, decoro e sicurezza. Quest'ultimo è da tempo al centro di polemiche per la sua decisione di non volersi vaccinare contro il Covid, tanto che ieri è stato assente dalla festa regionale della polizia locale in città. Nel pomeriggio poi si è presentato in consiglio comunale con la scritta no obbligo vaccinale posta sulla mascherina, venendo immediatamente ripreso dal segretario generale. Prese di posizione che hanno portato la prima cittadina bisiacca a far uscire il suo collega di partito dall'amministrazione. Proprio ieri lo stesso Asquini smentiva possibili ripercussioni delle sue contrarietà al vaccino sulla giunta. So che anche il sindaco comunque è contro il Green Pass per lavorare, come sono anch'io contro, come si vede, anche contro l'obbligo vaccinale. Il sindaco anche, ma non credo che ci siano ripercussioni. Ecco, ci sono anche tanti altri colleghi che la pensano come me. Le ripercussioni invece ci sono state con il ritiro delle deleghe. Al momento queste sono trattenute per il sindaco. Sottoscritto un accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Novartis per una collaborazione per implementare il mondo della ricerca sul biomedicale. Si tratta del primo polo di ricerca della società elvetica in Italia. Un protocollo per creare una fondazione, valorizzare le start-up e soprattutto lavorare in maniera unitaria per far crescere il mondo del biomedicale con posti di lavoro e investimenti. Novartis con la sua area Biohome e Regione Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto un accordo che apre la strada a un'evoluzione del sistema delle scienze della vita in Friuli Venezia Giulia, con la prospettiva di costituire una fondazione per quanto riguarda tutto il tema della connessione tra la ricerca e il sistema sanitario e un fondo di venture capital a supporto e ad attrazione di start-up, di talenti, di innovazione. Sul territorio sono attive 170 imprese per 1 miliardo di reddito che operano nel settore. Il presidente Massimiliano Fedriga ha voluto nel bilancio 2022 mettere 15 milioni, ma altre risorse arriveranno dal PNRR e dal FESR. C'è in Italia, ha detto il governatore, un forte deficit sulla ricerca nonostante le grandi capacità produttive. Non sarà solo un luogo fisico, ancora da individuare, ma sarà coinvolto tutto il territorio. Primo progetto di questa tipologia col quale noi vogliamo dimostrare un'ascesa in campo per aiutare le regioni nella grande ambizione che hanno di trasformare il proprio sistema di cure. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che si è contraddistinta per le potenzialità che ha e quindi partiamo da questa regione proprio per questi motivi. Enesimo grido d'allarme di Confindustria Udine su Porto Nogaro. Lo scalo marittimo è fondamentale per l'industria friulana, ma è perennemente afflitto da limitazioni che ne danneggiano l'operatività. Da più di 2 anni il sequestro di una piccola porzione del canale in prossimità dello sbocco in mare limita fortemente l'attività di Porto Nogaro. Così si perde 1 milione di tonnellate all'anno di merce da movimentare a fronte di un volume di traffico di 1.400.000 tonnellate, il che comporta danni economici non solo per le industrie che sono utenti dello scalo, ma per l'intero indotto, dalle case di spedizione agli agenti marittimi, passando per le attività commerciali. Di fatto,
l'intera economia della Bassa Friulana. A lanciare l'allarme è Confindustria Udine, la quale sottolinea come Porto Nogaro sia l'unico scalo portuale della provincia di Udine fondamentale per i traffici delle industrie friulane ed ora a rischio abbandono. Al momento, spiega l'Associazione degli Industriali, per effetto dell'incagliamento di una nave in prossimità dello sbocco a mare nel febbraio del 2019, vige un'ordinanza che limita a meno 5,5 metri il pescaggio. Ciò impedisce l'ingresso delle navi più comuni ed efficienti nei trasporti e gli operatori sono costretti a dirottare le navi su altri scali, soluzione non sempre praticabile e comunque antieconomica. Confindustria fa sapere che il ripristino dei fondali nel tratto oggetto di incagliamento potrà essere attuato solo dopo il dissequestro da parte della Procura della Repubblica di Gorizia. Solo in seguito la Regione potrà completare i dragaggi per ripristinare le ottimali condizioni di pescaggio e quindi revocare l'ordinanza che limita l'ingresso delle navi. La Regione ha stimato 90 giorni di tempo per l'iter autorizzativo ed altrettanti per l'esecuzione dei lavori, ma occorre prima il semaforo verde dell'autorità giudiziaria, sottolineano da Palazzo Torriani, aggiungendo: l'economia e l'industria non possono più aspettare. La paura del Covid si sente nelle sale cinematografiche. A Udine, alla Visionario, il calo di presenze in sala rispetto al 2019 è dell'80%. Il Covid allontana il pubblico dalle sale cinematografiche, in particolare il Visionario, che conta oltre 5.000 abbonamenti all'anno, si è visto ridurre considerevolmente le presenze in sala, nonostante siano applicate tutte le misure possibili per garantire sicurezza agli spettatori. Rispetto al gennaio del 2019, l'ultimo pre-Covid, siamo a un rapporto di 25-20% di presenza in sala, che vuol dire meno 75, meno 80%, che è anche peggio di quello che è stato durante le feste natalizie. Durante le feste natalizie è stato un calo della metà, più o meno 50-60%. È chiaro che la gente sì, evidentemente ha paura. Purtroppo una delle cose che ci ha penalizzato molto è che molte distribuzioni hanno spostato i loro film, cioè quindi adesso in questo momento ci sono pochi film nuovi da vedere in sala. Insomma. C'è un attimo di spaesamento all'interno del mondo cinematografico, sia dal punto di vista della distribuzione che dell'esercizio, ma insomma, sarà breve, dai. A teatro solo gli spettacoli di grande impatto aiutano a superare la paura del Covid. Dopo un autunno che ha riportato il pubblico a riempire le sale teatrali del circuito dell'ERT, grazie anche a ospiti di grande richiamo, e a un dicembre con sale tutte esaurite, il nuovo anno si è aperto con un calo soprattutto di persone non abbonate. Diciamo quello che si sente di più è il pubblico aggiunto, che c'è meno. Poi noi quando abbiamo programmato a maggio, 7 teatri nostri sono in doppia serata, quindi è chiaro che quelli in doppia serata va bene se facciamo il 50%, chiaramente, perché non c'è il pubblico per riempire i 2 giorni. Io penso che alla fine della stagione, contando anche prima di 2, avremo un 20% in meno. Il nostro rischio è che qualche attore prenda il Covid, quindi quello è il problema dello spettacolo dal vivo. Ogni giorno siamo in ansia che non ci arrivi qualche comunicazione che porta a rinviare gli spettacoli. A teatro gli spettacoli di grande impatto allontanano la paura del Covid, commenta Giovanni Nistri, presidente della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. In questo periodo la sala non è mai al colmo della sua capienza, anche perché proponiamo 3-4 repliche, continua Nistri, per dare maggiori possibilità al pubblico di partecipare e venire incontro alle necessità delle compagnie che non hanno le platee di una volta. Anche al Giovanni da Udine, che oggi ha raccolto 700 prenotazioni per le nozze di Figaro in programma il 12 febbraio, sono state adottate tutte le misure anticontagio per garantire maggiore sicurezza al pubblico. Numeri record per la raccolta fondi promossa da Despar per finanziare il Burlo Garofalo. Grazie alle oltre 350.000 donazioni dei clienti Despar sono stati raccolti poco più di 164.000 euro consegnati oggi all'IRCS Burlo Garofalo. Noi realizzeremo una nuova area d'attesa a misura di bambino, delle loro famiglie, che sia rilassante, accogliente, insomma che possa creare una situazione il più possibile di normalità difficile da trovare in un ambiente ospedaliero. E l'importo ci consentirà di acquisire anche una importante attrezzatura elettromedicale per rispondere ancora meglio
a quelle che sono le necessità dei nostri piccoli pazienti. E la raccolta fondi, iniziata prima di Natale, che ha raggiunto la quota più importante di donazioni, e le cifre più alte sono state raccolte in Carnia, come ha raccontato Tiziana Pituelli, responsabile comunicazione del gruppo. Un grazie va ai nostri clienti, un grazie va ai nostri direttori dei punti vendita, alle cassiere e cassiere, tutti quelli che in punto vendita sono riusciti in pochissimo tempo a raccontare il progetto ai nostri clienti, tanto che è stato veramente incredibile, veramente un successo eccezionale. Soddisfazione anche del presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale ha sottolineato come proprio il cuore dei corregionali risponda sempre in questi casi. Un grazie anche ai professionisti della sanità che lavorano con i bambini, dove oltre alla preparazione serve una grande umanità, ha concluso il governatore. Tra poco le notizie sportive, con in primo piano l'Udinese che domani affronta in trasferta il Genoa. Alla vigilia le parole del tecnico Cioffi, che dice dalla gara con l'Atalanta non è cambiato nulla, ma abbiamo deciso di compattarci e non dare spazio a alibi. Tra poco a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.